Ritratti. Memorie e voci di Sardi. Maria Paola Masa la incontra. Salvatore Mannuzzu, magistrato e scrittore. Siamo in una sala della Fondazione del Banco di Sardegna a Cagliari e il nostro ospite di oggi è Salvatore Mannuzzu, scrittore, ex magistrato, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna. Dottor Mannuzzu, che cosa significa per lei questo impegno? Ma sai, io sono vecchio e appartengo ormai alla territoriale, insomma. Non sono più tanto buono per i servizi di frontiera. Si tratta di dare, nei limiti delle mie possibilità, delle mie capacità, un piccolo contributo alla barca sociale, insomma, perché la Fondazione Banco di Sardegna dispone di molte risorse che vengono erogate per fini tutti positivi, dalla ricerca scientifica alla beneficenza, il volontariato, la sanità pubblica, la cultura. Si tratta di erogare queste risorse ed è un lavoro non tanto facile perché le domande sono moltissime e quindi io cerco di dare un contributo in questo. Che rapporti ha lei con Cagliari? Io ho dei rapporti buoni, mi auguro. A me Cagliari piace molto. Naturalmente poi io sono sassarese, esiste una contrapposizione di campanile fra Sassari e Cagliari storica, e io sto dalla parte di Sassari ovviamente, ecco. Però in quanto io sto sempre anche dalla parte opposta, questo fa parte del mio carattere, io ho sempre intelligenze col nemico e allora un rapporto anche così di tenerezza nei confronti di questa città nella quale poi ho tanti amici. È una città bellissima, lo è stata almeno, poi tutte le città magari sono un po' decadute, un po' peggiorate. Lei è stato magistrato, se non sbaglio, per 21 anni, deputato nelle liste del PC come indipendente per ben 3 legislature. Ecco, che cosa le manca oggi di questi suoi impegni passati? Mi manca di più la pretura. Sarà perché allora ero giovane, le mie figlie erano bambine, sono nate mentre io ero pretore. Fare il pretore come si dice monocratico, cioè l'unico giudice in una zona, poi tutti si rivolgono, poi se uno riesce a istituire un buon rapporto con la gente, di comprensione, di stima reciproca, di affetto, e allora la gente viene da te anche a chiederti cose impossibili, ecco. Naturalmente è debito di coscienza, se le cose sono impossibili, rispondere di no e farlo capire, anche se si riesce una volta per tutte che alle cose impossibili si deve rispondere di no. Però ecco, questo rapporto che c'è stato, ecco, con queste masse di gente spesso povera, in difficoltà, e dargli un riscontro che quasi sempre era solo umano. Ma insomma io, forse diversamente da qualche altro mio collega, io riservavo un po' del mio tempo a questi rapporti col pubblico e si istituiva così, insomma, questo rapporto caldo, vivo, insomma, ecco, di questa nostalgia. Il rapporto con i lettori è diverso, perché lei non è più un magistrato ma è uno scrittore, da Procedura in poi ci ha regalato dei bellissimi romanzi. L'ultimo, Le fate dell'inverno. Sì, è molto diverso i rapporti con i lettori. No, non è che non ci sia, ma secondo me merita un po' meno credito, perché i riscontri che ti vengono da una collettività, questo anche in politica, anzi la politica dovrebbe essere la sede deputata per questo, hai un rapporto con la gente molto forte, molto vivo, insomma, a un certo punto ti senti proprio il mandato addosso, insomma, che si aspettano da te qualcosa e che devi rispondere, che è una responsabilità grossa, lo senti, insomma, questo fiato della gente addosso, è una cosa molto bella della politica. Se si scrive un po' meno, sarà anche che invecchiando uno diventa più incontentabile, insomma, ecco, io sono in debito, grandi debiti con alcuni critici, da Baldaccia, Pampalone, lo stesso Sapegno, però
non hai la convinzione di far niente, perlomeno io non ce l'ho, ecco. Io a questo punto diffido molto delle cose che ho fatto, insomma, non me ne vanto tanto, ecco. Quindi abbiamo il sospetto che lei non stia scrivendo un nuovo enigma, perché lei un giorno disse che scrivere un libro è raccontare un enigma, no? Che non è necessariamente un giallo, ecco. Ma uno deve raccontare una cosa che non sa, perché raccontare una cosa che uno sa è noioso. E allora uno racconta una cosa che non sa, cercando di saperla, insomma, e sapendo che sino in fondo non si arriverà mai, perché noi non riusciamo mai a sapere tutto. Un po', con un'approssimazione, ecco, io credo che vivere è diventare adulti. Vivere da adulti credo che significhi accettare l'approssimazione. Non rinunziare alla verità, guai se si rinunzia alla verità, al cuore delle cose, ecco. Questo deve essere l'obiettivo, la meta. Quindi accettare la propria limitatezza. Ecco, però sappiamo anche che a toccare il cuore delle cose non arriviamo mai, insomma, questa meta non la raggiungiamo mai, ecco. Resistere in questa fatica di approssimazione che sappiamo necessariamente incompleta, lacunosa, e questo credo che sia poi il mestiere di vivere da adulti. Ritratto di Salvatore Mannuzzu. Secondo lei stiamo vivendo una crisi di senso più profonda delle altre, oppure è sempre così, è la vita? Io faccio una forte tara sulle mie impressioni, perché io vivo dentro una trappola anagrafica e biografica insieme. Io sono vecchio. L'ha detto poi 5 volte, lei è molto vanitoso. Può darsi che abbia ragione, sì. Sarà anche appunto il difetto che lei dice, però sento fortissima questo limite, proprio appunto per il motivo che le dico adesso, perché ho paura che questa trappola, così l'ho chiamata, mi impedisca di capire l'evolversi delle cose. Questo è proprio di tutti i vecchi. Faccio tesoro della lezione di Walter Benjamin, che diceva che al passato si deve guardare con orrore. Le mie nostalgie le castigo abbastanza, perlomeno provo a castigarle abbastanza, ecco, questo sì. Però so anche che inevitabilmente uno finisce prigioniero di queste e finisce per non capire più il mondo dentro il quale vive. E io ricordo una frase di Natalia Ginzburg che mi pareva suggestiva e ora mi pare addirittura vera. Lei diceva: mi pare che il mondo si sia ricoperto tutto di funghi e a me questi funghi non piacciono. Ecco, questa è la tentazione del vecchio. Detto questo, io credo che la crisi di senso sia cresciuta molto. Questa crisi non è che sia venuta giù con la pioggia negli ultimi giorni e nemmeno negli ultimi anni, è maturata. Però io credo che abbia fatto anche dei salti, che ci sia caduta addosso poi con una particolare rapidità, come avviene spesso dei crolli. Ecco, io sono un po' spaventato, francamente. Io sono molto coinvolto sempre nella politica, le dirò, io soffro moltissimo per la politica, però io credo che la soluzione dei problemi anche politici sia una soluzione che deve venire dal profondo. Cioè, o cambiamo le anime degli uomini oppure non ne usciamo.
Lei la sua anima la cura ogni giorno, anche se lei sostiene che leggere non è consolatorio, non deve essere una consolazione, ma lei un giorno mi disse che curava la sua anima leggendo 1 o 2 canti della Divina Commedia al giorno e anche qualche passo della Bibbia. Continua a avere questa No, adesso bella la Divina abitudine. Commedia a suo tempo l'ho letta, non è che sia una lettura continua, mentre io la Bibbia la leggo, ma non la leggo ad apertura di pagina, eccetera. Io la leggo da scolaro volenteroso, compro sempre edizioni diverse, con commenti diversi, se ci riesco, di questo o di quel libro della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, si intende, anzi forse con una particolare attenzione per il Nuovo Testamento. Adesso per esempio sto leggendo i Salmi, ecco, e li leggo da 3 testi diversi, con 3 traduzioni diverse e con 3 commenti diversi. E questo però lo faccio non per consolazione, ma lo faccio in quella faticosa operazione, impresa di approccio alla vita, alla verità, insomma, ecco, nella quale tutti quanti necessariamente siamo impegnati. Io credo che questo mi serva. Beh, lei, la laurea che le hanno dato, la laurea d'onore a Sassari, la sua Lectio Magistralis era dedicata a Giobbe, che poi è diventato un bellissimo saggio. Ecco, Giobbe tra dolore e desiderio, mi pare di poter dire che anche la sua vita è divisa tra dolore e desiderio. Sidera sono le stelle. No? Come sappiamo. Però è la privazione di questo firmamento e noi stiamo sotto, le stelle sono in alto, le vediamo lontane e irraggiungibili. Ecco, questo è il desiderio. Io credo che soltanto il desiderio ci può tenere vivi, perché se noi ci compiacciamo di quello che siamo, di quello che abbiamo, credo che insomma sarebbe una povera vita, più povera di quella che adesso, ecco. Mentre tendere a qualcosa che non si ha, a qualcosa in più, ma tendere a questo, vivere per questo, ecco, mi è capitato di fare grandi esempi, l'esempio di Don Chisciotte o l'esempio di Don Giovanni, ecco, questi sono i grandi protagonisti del desiderio, che non finisce mai, che tende alla mancanza di limiti e che quindi si scontra con il limite durissimo che circoscrive la nostra vita. Ritratto di Salvatore Mannuzzu. Dottor Mannuzzu, lei di recente ha fatto un bellissimo intervento al ridotto del Teatro Massimo di Cagliari e ha parlato appunto di Giobbe e di questa discrepanza, di questo insostenibile squilibrio tra l'innocenza e l'ingiustizia che regola il mondo. Questa è la storia di Giobbe in realtà, perché Giobbe, così come ci viene raccontato, è un giusto, sul cui capo a un certo punto piovono tutte le immaginabili disgrazie. Eppure è un uomo giusto e l'ingiustizia risultava particolarmente patente in quell'epoca in cui si riteneva che Dio, che è misericordioso e giusto,
premiasse i buoni e punisse i cattivi durante la loro vita mortale, dopo la quale non c'era nulla. Io che ho detto? Io ho detto che è una condizione esemplare questa di Giobbe, alla quale continuiamo a guardare generazione dopo generazione, perché rispecchia la nostra esperienza. Perché io credo che in ogni uomo resista un fondo di innocenza che getta un'ombra, almeno un'ombra, ecco, di ingiustizia su un qualunque dolore che capiti di soffrire. C'è una moltitudine di innocenti, ma di veri innocenti, bambini, che sono tormentati nel mondo da terribili disgrazie. No? Si ritiene oggi che ogni 5, qualcuno dice ogni 3 secondi, ogni 3 secondi certo, muoia di stenti o di cose peggiori degli stenti un bambino sotto i 5 anni. Io facevo anche il conto di quanti, anche ritenendone uno ogni 5 secondi, di quanti sono, insomma sono un numero terribile. Da dire che queste condizioni stanno peggiorando man mano che si evolvono i tempi, perché le parti del mondo in cui si sta male affrontano condizioni peggiori, di sofferenze più gravi, crescenti dal 70 ad oggi. Cioè il progresso dell'umanità, il grande progresso tecnologico per esempio che c'è stato dal 1970 in poi, in quelle parti del mondo hanno fruttato, invece che un progresso, un alleviarsi dei dolori, un crescere dei dolori, stanno peggio. Ecco, allora, se la vita finisce quando noi moriamo naturalmente, è terribilmente ingiusta, almeno nei confronti di quei bambini. Allora, o si crede che c'è Dio, ecco io questo dicevo, un Dio misericordioso che se li prende in braccio questi bambini, che gli dà un'altra vita, che li consola, insomma, o si crede a questo, o viviamo una vita insensata, non c'è rimedio all'insensatezza. E guardi, basterebbe uno solo che protestasse per impugnare efficacemente la giustizia. E allora dobbiamo sperare che la vita non finisca qui. Questo non ci esenta naturalmente di fare umanamente tutto quello che possiamo contro l'insensatezza. Ecco, non è che sto cercando alibi per chi non combatte questa insensatezza della vita, per chi non cerca di emancipare il più possibile questi bambini, di limitare il numero dei morti di fame o addirittura di cancellarlo questo numero se si può. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Ma noi crediamo
che le magnifiche sorti progressive si realizzeranno mai dentro l'umanità. E dico, ci sarà sempre una malattia terribile che colpisce l'innocente. E allora basta questo per dire che la vita è insensata. Basta questo, basta per impugnare la vita, basta per dire che se non c'è un risarcimento la vita è insensata. Ritorna il magistrato. Io la ringrazio moltissimo. Mi dica solo una cosa per chiudere con una nota di speranza, e so che lei è una persona piena di speranza. Un motivo piccolo piccolo per vivere e per apprezzare tutti i santi giorni la vita. Ma sa, la vita è una cosa talmente ricca che i motivi ce li dà da sé. Se una persona ha la capacità di riconoscere la varietà, la bellezza della vita, perché la vita è bellissima, e allora non sono io che glielo devo dare il motivo di speranza, lo trova in sé. Terribile è se quest'uno non trova in sé, perché esistono malattie che cancellano questo. E allora l'unica cosa, io credo che sia, chi ha la fortuna di farlo, pregare. L'ultima speranza è questa. L'ultima speranza che è una grande forma di attenzione la preghiera, no? E questo appunto lo diceva Simone Weil, che la preghiera è la più alta forma di attenzione. È altruismo la preghiera, è uscire da sé. Poi i cristiani sanno che la faccia di Dio la trovi nella faccia del prossimo. E allora lei mi chiedeva qual è la speranza, la vera speranza. È la faccia di questi piccoli, sono loro la speranza nostra, per sopravvivere noi. Avete ascoltato Ritratti, regia Serena Schiffini, tecnici Simone Casti, Davide Zurro. Un programma di Radio Sardegna, direttore Romano Cannas.